Amici dei Custodi della Memoria, in questa fantastica giornata di pioggia, mentre lo stabilizzatore sta filmando la 131, siamo praticamente a pochi chilometri da Bauladu e volevamo farvi vedere una delle più belle meraviglie di questo territorio. A pochi chilometri dal centro abitato, ecco qua, che vi facciamo vedere all'interno, vi faremo vedere all'interno perché è davvero curioso. Già comunque appare in tutta la sua bellezza anche in queste immagini dall'esterno. Vedete un po' l'architrave, quello che sorregge la struttura, le due strutture a sinistra e a destra, che mi sembra di aver letto che si chiamino piedritti. Ok, guardate un po' che bello il nuraghe in tutta la sua interezza per quanto riguarda l'altezza residua. Un nuraghe che aveva più di un piano, e infatti una delle caratteristiche bellissime, incredibili di queste nuraghe è che all'interno della camera centrale noi possiamo trovare ben due scale. Quindi noi, una volta che ammiriamo e gioiamo e glorifichiamo l'architrave, che è bello ragazzi, che è bello, se no è uno diverso dall'altro, non ce n'è uno uguale, straordinario, straordinario. E quindi noi praticamente entriamo all'interno del nuraghe e allora si entra senza nessuna particolare fatica e si trova subito a destra una nicchia strepitosa. Non so se lì ci siano stati degli scavi, fatto sta che così a occhio è intorno ai 3 metri. Le particolarità di questo nuraghe si vedono già subito, non tanto questa cosa qui che poi porteremo via, quanto una bellissima scala a sinistra che adesso percorreremo subito. Ok, vedete sulla sinistra c'è la scala che porta poi al secondo piano. Una volta che noi attraversiamo il piccolo corridoio e vi facciamo vedere subito un altro particolare, guardate lì su quell'apertura. Ok, ricordatevi di questa apertura perché ci servirà per il proseguo del video. Entriamo nella camera principale. Ad ogni modo questa Tholos, questa cupola è straordinaria. Il foro apicale praticamente è chiuso, segno evidente appunto che la volta stessa è conservata benissimo. Una nicchia a sinistra con un altro poderoso architrave e un'altra finestra. Bellissimo ragazzi, questo nuraghe in territorio di Bauladu è fantastico e io vi invito a venire qui. Ecco, grazie per le luci. Questa è la nicchia frontale, sempre lo schema cruciforme per quanto riguarda, cruciforme vuol dire a forma di croce. Si vede la meravigliosa immagine dall'interno verso l'esterno. Questi sono evidenti segni di possibili crolli. Una delle cose che fa diventare questo nuraghe meritevole di una bella gita è esattamente questa. Cioè, prima a sinistra abbiamo visto una scala, ma qua c'è un altro. Amici del Custodi della Memoria, qua c'è un'altra scala. E come potete vedere, se noi la percorriamo, grazie per le luci, ok, ora noi la percorriamo, ok, saranno poco meno di 15 gradini all'inizio, perché adesso ce ne sono molti meno, ma qua praticamente arriviamo al primo piano, dove c'è il cosiddetto mezzanino, e qua praticamente manca una parte di una bella lastra. Ecco qua, noi siamo entrati da là, vedete? Noi siamo entrati da là. Qui c'è una piccola nicchietta, stiamo già inquadrando il paramento esterno. Vi ricordate? 2 bicchieri, uno più grande, uno più piccolo e in mezzo ci sono le scale. Straordinario. Ora noi percorreremo in discesa la scala e poi vi facciamo vedere la scala principale che porta al secondo piano e concluderemo le immagini. Abbiamo detto che appena si entra a sinistra c'è la scala che ci porta al secondo piano. Anche questa la percorriamo con molta cautela. Una scala elicoidale. Io adesso praticamente vi faccio vedere i gradini e poi però vi voglio far vedere anche, ok, adesso solleviamo le inquadrature perché vi faccio vedere il retro. Guardate che bello, guardate che meraviglia. Quando uno viene a fare la visita ai nuraghi
necessariamente si spanta da quando vede il particolare della scala in discesa. E l'apogeo il culmine di tutto praticamente è arrivare, eccoci qua, al secondo piano. Guardate che meraviglia. Qua ci doveva essere il primo piano che, come potete vedere, è crollato, e da qui si arrivava poi evidentemente ancora più in alto. Io non vado perché sta piovendo, vi faccio vedere di nuovo le immagini dall'interno verso l'esterno. Pazzesco ragazzi, pazzesco, è incredibile, è sempre una meraviglia venire in questi posti, è uno diverso dall'altro, Tantissimi saluti dai custodi della memoria. Viva Baulaudo, viva la civiltà sarda, ciao a tutti.